vengano restaurati non solo con il contributo che un'istituzione può trovare tra le proprie finanze, ma con il contributo di tutti, perché è la partecipazione di tutti che fa sentire queste opere patrimonio di tutti. I motori noi li abbiamo scaldati con il crocifisso di San Gaetano, grazie ad alcuni amici che qui sono presenti, che ringrazio, da Isabella Fatto, che si è prestata molto a riunire quelli che sono anche gli abitanti, i residenti di quel quartiere, no? Per renderli informati e soprattutto coinvolti nell'operazione di recupero, ma insieme anche al Carlo Filosa, alla sua moglie Laura, a Betta Facco, sorella di Isabella, ma anche grazie al dottor Sarti che presidente del credito cooperativo di Cartura ha voluto, avendo una filiale proprio in quel quartiere, aiutarci ad essere in prima linea con noi, quindi coinvolgendo anche le attività produttive del luogo, no? Questo è importantissimo. Abbiamo scaldato i motori, quindi vogliamo che mi sta a cuore, sperimentato così come lo abbiamo con la chiesa di San Gaetano, che continuerà magari a raccogliere fondi attraverso iniziative anche a carattere privato in varie circostanze, da qui a settembre. Vorremmo fare una cosa anche con gli altri crocifissi, quello di Polverara, operazione difficilissima perché quando si va nel territorio magari le persone sono già operate da altri impegni, la stessa parrocchia deve restaurare l'edificio che è stato danneggiato dall'ultimo terremoto, quello dell'Emilia. Ma grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio in Valle d'Olivo, e qui c'è il dottor Matteo Segafredo che rappresenta il presidente Finotti, abbiamo ancora una volta la Fondazione a fianco in questa operazione, che non è facile. Quindi sottoscrivendo quella che è un patto di fedeltà che ormai da tempo si rinnova con la diocesi. Difficile è il crocifisso di Chiesa Nuova per le condizioni di conservazione, perché ancora lì non siamo riusciti a coinvolgere nessun privato, nessuna istituzione, fondazione, comunque istituto di credito che ci possa dare una mano almeno per il lancio. Quindi dovremmo inventarci delle iniziative private. Ricordiamo che il 23 marzo sarà la giornata del compleanno del museo, 13 anni di apertura al pubblico dopo il rinnovo e l'allestimento in occasione del grande giubileo. In quell'occasione terremo aperte le porte, come abbiamo fatto il fine settimana scorso, giornata nazionale dei musei ecclesiastici, lo ricordava anche Padre Vescovo. Abbiamo aperto le porte, abbiamo fatto delle visite guidate, abbiamo posto all'ingresso del museo, e questa rimarrà fino a settembre, una cassa trasparente dentro cui porre l'offerta anche di €1, se proprio vogliamo. €1 non è una cosa così gravosa per le casse, capisco che i tempi non sono dei migliori, però anche una piccola goccia può servire a raggiungere obiettivi sensibili come quelli, perché direi di una certa importanza, di un certo rilievo. Ricordiamo che il 23 e il 24 marzo sono anche le giornate FAI, e il FAI ci aiuterà, aprendo la chiesa con i ciceroni, che sono gli studenti di alcuni licei e istituti superiori di Padova, a raccogliere piccole offerte, insomma contributi, nella chiesa stessa di San Gaetano. Presenteranno le opere di San Gaetano questi ragazzi, ma presenteranno anche questo progetto Mi sta a cuore, invitando le persone a essere solleciti nei confronti del nostro patrimonio. Altro appuntamento, non un appuntamento specifico, pensavo di aggiungere un terzo, in realtà era il compleanno,
anticipato invece la data. Un altro appuntamento può essere quello che tutti noi possiamo organizzare nel nostro piccolo. Tutti, e ai giornalisti mi rivolgo, possono fare la loro parte, possono quindi invitare il cittadino ad essere responsabile nei confronti del patrimonio. Il patrimonio, che ricordiamo, non è della diocesi di Padova, in quanto istituzione che ha una rappresentanza giuridica, certo, ma in quanto comunità noi le dobbiamo sentire nostre queste opere, anche se non pratichiamo, se non siamo convinti, credenti, ma penso che questo faccia parte del nostro DNA e quindi vada recuperato come tale. Sono molte le persone, anche i Lions Certosa, che ci aiuta a recuperare quello che è il frammento di storia all'interno del nostro palazzo, si sta dando da parte, promette di esserci a fianco, molti a vario titolo, anche le comunità parrocchiali vorremmo coinvolgere, sapendo che questa volta sarà l'occasione, l'opportunità per crocifissi, per opere di queste chiese, ma potrebbe essere, istituendo, anche qui si tratta di sperimentazione, un progetto che potrebbe estendersi nei prossimi anni recuperando il patrimonio delle altre chiese, che quindi sentendole sempre più parte di un insieme più vasto, più ampio, che non è circoscritto a quello di un luogo e di un sito. Mi sono dimenticato qualcosa sicuramente. Carlo, il dottor Cavalli sta manovrando, ma devo ringraziarlo particolarmente perché ha preparato il materiale che voi potete avere in cartella e che si è prestato sempre tra le nostre incombenze ordinarie a dedicare del tempo a questa presentazione. Ringrazio anche Lisa Scimeni, che vedo che si sta attivando anche lei attraverso tutti i propri canali, ma in tantissimi privati, Daniela, che saluto, che è un'amica. Sono amici che stanno sostenendo l'iniziativa del museo. Quindi vi vogliamo considerare, e mi dispiace che questo era previsto proprio alla fine, ma Padre Vescovo ne sarà informato e lo registrerà davvero nel suo cuore. Questo impegno e tutta questa generosità. Quindi vi saluto, dandovi appuntamento alle prossime iniziative, che sono molte, prima ancora di arrivare al 14 di settembre. Grazie a tutti per essere intervenuti.